Buonasera e benvenuti alla Zise tra le pagine, la rassegna del comune di Lazise in collaborazione con Fondazione AIDA e Acqua. Solitamente la rassegna si fa in presenza, però per motivi contingentati che conosciamo tutti siamo in streaming sul canale YouTube del comune di Lazise e sulla pagina Facebook della Fondazione AIDA. Questa sera abbiamo come ospite il giornalista e scrittore Davide Giacalone. Buonasera, grazie. Buonasera. Presenteremo il suo libro Addio mascherine, edito da Rubettino Editore, e abbiamo anche con noi il vice sindaco di Lazise, Filippo Costa. Buonasera. Buonasera. Ma io porto i saluti, un minuto dell'amministrazione, porto i saluti del nostro sindaco. Ovviamente devo assolutamente ringraziare Davide Giacalone per aver accolto il nostro invito e per essere qui anche questa sera. Grazie Serena per moderare questa oretta di presentazione del libro. Io farò un semplice saluto, poi uscirò, mi metterò, come ho detto anche negli incontri precedenti, comodo sul divano e ascolterò molto volentieri Davide Giacalone. E questa rassegna per noi è molto importante perché appunto dà un senso di continuità a quello che abbiamo fatto e a quello che stiamo cercando di portare avanti come messaggio alla Zise, cioè di far sì che le persone possano incontrare gli autori, gli scrittori dei loro libri. È da un paio d'anni che questa rassegna viene infatti svolta e il desiderio sarebbe quello di arrivare prima o poi ad avere un festival della lettura a Lazise, cosa un po' strana, ma prima o poi ce la faremo. Anche se sta parlando Conte, perché in questi minuti ho visto che erano tutti concitati per cosa faremo, cosa non faremo nelle prossime settimane, soprattutto a Natale, io vi lascio il palco, o meglio il digitale, lo streaming, l'internet. Grazie ancora a Serena. Grazie ovviamente Davide Giacalone, e come ho fatto con tutti gli autori e come farò anche domani con l'ultimo appuntamento, l'invito è, non appena si potrà, a venire a visitare Lazise, a conoscere il nostro bellissimo paese, che oltre ad essere un comune ovviamente turistico, ma è il primo comune d'Italia, quindi ha una storia veramente importante. E quindi ovviamente l'invito per tutti e due quando ci sarà l'occasione, e ancora grazie, buona serata. Buona serata, grazie. Dunque, partiamo dal titolo di questo libro, Addio mascherine. Cosa sono? Chi sono queste mascherine? Sono gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni che ci difendono dal virus, oppure sono quel ti conosco mascherina, quei personaggi un po' dubbi, un po' furbetti, come sono il gatto e la volpe, peraltro, e cito il gatto e la volpe non a caso perché il suo libro ha una serie di parallelismi con la fiaba di Collodi. Quindi ci spieghi questo titolo all'inizio, insomma. Beh, le mascherine, buonasera intanto, grazie di questa serata, speriamo di trovarci presto. L'idea di fare un festival della lettura è altamente encomiabile. Leggere fa vivere più a lungo, e fa vivere in maniera più larga. Naturalmente leggere quello che è di qualità, ma poi ogni lettore decide quello che gli sembra più interessante. Le mascherine non sono naturalmente quelle che mettiamo quando ci sono altri. In questo momento lei ed io evidentemente non abbiamo altri davanti, se non eventualmente congiunti. E quindi possiamo anche non avere la mascherina, ma insomma la mettiamo fuori, un principio di precauzione più che giusto. No, le mascherine di cui al libro è l'ultimo capitolo del libro di Collodi, quando Pinocchio non è ancora cambiato, non è ancora un ragazzino per bene, come dice Collodi, ma sono tornati con il papà, con Geppetto, sono finalmente usciti dalla pancia della balena, un tonno li porta a riva, ma Geppetto è finito, è distrutto, ormai Geppetto è veramente all'esalazione dell'ultimo respiro, non sanno dove andare, non hanno un centesimo per mangiare,
e comunque Pinocchio vede in lontananza una qualche cosa che sembra una casa o un fienile o e quindi cerca di portarci il padre che lui ha ridotto in quelle condizioni, e sulla sua strada incontra il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe tornano all'attacco, in questo caso non come come al Campo dei Miracoli, dove gli suggerirono di seppellire i soldi per far vederli crescere, ma sono andati in rovina anche loro, e provano nuovamente ad approcciare Pinocchio, e Pinocchio dice loro: addio mascherine, mi avete ingannato una volta, non mi ingannerete più. Da quel momento Pinocchio si mette ad accudire il padre. La casa che hanno visto sullo sfondo in realtà è la casa del grillo parlante, e quando lui dice: ma io ho bisogno di un tetto per mio padre che sta morendo, il grillo parlante dice: sì, ma io mi ricordo di te, l'ultima volta mi hai tirato il martello per cercare di farmi fuori. E Pinocchio dice: sì, d'accordo, poi bisogna cominciare a lavorare per mantenere il padre, quindi si va in una fattoria lì vicino per avere quantomeno il latte da dargli da bere, e lì trova un lavoro. Il lavoro consiste nel tirare su il bindolo dal pozzo. Dice: questo lo faceva prima un ciuco, ma sta morendo. Il ciuco è Lucignolo, che si era trasformato in ciuco. Insomma, piano piano Pinocchio si rende conto che la sua vita dissoluta, impensabile, bisogna porre fine, bisogna smetterla con le illusioni e cominciare a lavorare. Pinocchio usa i pochissimi soldi che gli capita di riuscire a guadagnare per comprare un libro usato e strappato, ma quanto basta per imparare a leggere, e lì piano piano diventa un ragazzino per bene. Ecco, ho l'impressione, ed è questa l'idea del libro, che l'Italia e gli italiani hanno bisogno di mettersi su questo percorso, perché se è troppo facile trovare, diciamo, alimentare illusioni per dire che è sempre colpa di qualcun altro. No, era colpa di Pinocchio. E Pinocchio lo capisce, e proprio perché l'ha capito riesce a riscattare la sua vita. Sì, e infatti acquisisce quella consapevolezza che lo fa diventare umano, quindi non è la fatina che lo trasforma, ma è la sua consapevolezza. La fatina in quell'ultimo capitolo, lo dico adesso, dice uno, ma che vi siete messi qua stasera per parlarci di Pinocchio? Pinocchio tutti credono di conoscerlo, secondo me lo leggono in pochi. La fatina in quell'ultimo capitolo sta morendo in povertà, quando lo incontra la lumaca, dice: guarda che la fatina sta messa disastrata. Pinocchio aveva quei pochi soldi con cui stava andando al mercato per comprarsi un vestito nuovo. Allora prende quei soldi e li dà alla lumaca dicendo: portali subito alla fatina, perché la fatina sta morendo in condizioni di indigenza. È quello che dimostra che è diventata una persona per bene, che è diventata una persona seria. Sì. Noi qua mi pare che la corsa sia più che altro ad averli i soldi. Sì. Ma infatti questa consapevolezza che ha Pinocchio, l'Italia ce l'ha questa consapevolezza, perché poi il libro si sviluppa, e soprattutto l'Italia ce la farà, perché poi, collegandoci al coronavirus, continuiamo a dire: non sarà nulla come prima. Come sarà? Cioè, sarà uguale invece? Allora, nell'ordine, no, l'Italia non ha, gli italiani non hanno consapevolezza, o meglio, ciascuno di noi ha consapevolezza nella propria vita privata, nelle proprie questioni familiari. Quello che dipende direttamente dalle nostre scelte non è che siamo tutti matti, cioè, c'è questa consapevolezza. Nelle nostre scelte collettive non c'è consapevolezza della condizione in cui siamo. Le faccio un esempio. Nei primi 10 mesi di quest'anno, nel 2020, i primi 10 mesi di quest'anno, 9 mesi su 10, cioè 9 decimi, sono stati occupati dalla pandemia, perché la pandemia, noi la dichiarazione di stato d'emergenza è fine gennaio. Nei primi 10 mesi di quest'anno sono raddoppiate in Italia le spese mediche. Dice: ma è ovvio perché c'è la pandemia. No, calmi. Sono raddoppiate le spese mediche per i cani. Cioè abbiamo speso il doppio dell'anno scorso nei primi 10 mesi per curare i cani. Allora la domanda è: si sono ammalati i cani? Cioè abbiamo avuto un'epidemia canina? No, è che sono aumentati gli animali domestici e il nostro amore per gli animali, che sono bellissimi, io adoro i cani,
e però le nostre spese per gli animali domestici sono prevalentemente dedicate a tagliargli le unghie, tagliargli le orecchie, tagliare la coda, tagliare l'ovaio e tagliargli le palle. Tutto distrugge praticamente. Della serie: se questo è il vostro amore vi pregherei di detestarmi, perché voglio dire, insomma, per evitare che sono raddoppiate le spese, 2 volte quello che abbiamo speso l'anno scorso quest'anno. Sono aumentate le spese per gli animali domestici, per esempio sono del 140% per le alimentazioni, compresi i gourmand al salmone per i cani, datele ai gatti, voglio dire, apprezzano di più. Sono aumentate del 180% le spese per i giochi per animali. Ora, anche chi ama i cani, io adoro i cani, ma anche i gatti, e deve tenere presente che un cane è grato se gli dai un osso, perché poi nell'osso dentro cerca il midollo, cioè quello è dello scopo della sua vita. Se gli compri un giocattolino di plastica o un osso fatto di pelli arrotolate e lo fai per non sporcare casa, non per fare un regalo al cane, poi sono aumentate le spese per i vestiti per i cani. I cani, non so, e anche i gatti, non so se ci avete fatto caso, ma nascono con la pelliccia, cioè sono dotati in natura del vestito, però noi gli mettiamo il vestito. In realtà il vestito serve a non prendere la pioggia o l'umidità, se no poi puzzano in casa. Cioè siamo di un egoismo sfrenato. In tutto questo, l'Italia è il paese che era a più alta natalità in Europa e oggi è il paese a più bassa natalità in Europa. Voi siete in Veneto, una volta la più alta natalità dentro l'Italia era al sud, adesso la più alta natalità è al centro-nord, al sud dove c'era la più alta natalità è diventata la più bassa natalità. Ragioni di questo, spiegazioni di questo, si dice perché non c'è il posto a tempo fisso, a tempo pieno e indeterminato, perché non c'è la sicurezza del futuro, perché non ci sono i soldi, perché la banca non mi ha dato i soldi per il mutuo, quindi non c'ho la casa. Ora, queste spiegazioni sono così autoevidenti che nessuno le mette in discussione. Peccato che siano false. Noi avevamo un indice di natalità superiore nel 44. Nel 44 cosa c'era? La sicurezza del futuro? C'era il lavoro a tempo pieno indeterminato? La banca ti dava il mutuo per la casa, ma nel 44 era già un miracolo se la ritrovavi la casa, perché l'Italia era in guerra e c'erano i bombardamenti. La verità è che noi per la prima infanzia ogni anno spendiamo 835 milioni di euro complessivamente tra ciucci, omogeneizzati, biberon, pannolini, e per gli animali domestici spendiamo 2 miliardi e 600 milioni. Noi ci stiamo prendendo tutti quanti per le chiappe, cioè ci stiamo raccontando una realtà che non è vera. Cioè noi ci raccontiamo che siamo in questa condizione per povertà, noi siamo in questa condizione per ricchezza. La terza sua domanda era: ma allora l'Italia ce la fa? Sì che ce la fa, ma ce la fa perché l'Italia non è solo questa. Nei mesi della pandemia, quando eravamo in condizioni di... le esportazioni hanno tenuto. Nei confronti della Cina, le nostre esportazioni quest'anno sono cresciute del 30% rispetto all'anno scorso. Cioè l'Italia che corre, l'Italia che lavora, va benissimo. Il problema è che noi in televisione, nel racconto giornalistico, nella politica, ci occupiamo pressoché esclusivamente dell'Italia che dice di essere alla fame e ha problemi di obesità. E il debito pubblico però? Il debito pubblico, chi si è presi i soldi del debito pubblico? Come abbiamo fatto noi a gennaio del 2020? La interrompo perché c'è una frase del suo libro che dice che il nostro debito pubblico negli anni si è gonfiato a dismisura, ci siamo indebitati sconsideratamente apposta per evitare di cambiare. Esatto, noi non abbiamo fatto crescere il debito pubblico per le riforme. Qualche volta si sente dire, bisognerebbe fare questa riforma, ma non ci sono i soldi. No, noi i soldi li abbiamo buttati per non farle le riforme, non per farle. Nel 1970, quando si compie il ventennio magico della nostra storia, cioè dal 50 al 70, il boom economico, intendiamoci, guardate, era finita la guerra nel 1945 e tutto il mondo ha avuto una crescita economica.
non solo il mondo, diciamo così, tra virgolette, capitalistico, ma anche il mondo dell'Est. Lasciate perdere l'Africa e l'Estremo Oriente, è un'altra storia, ha a che vedere con la globalizzazione, se volete ne parliamo dopo. Però il nostro mondo è tutto un po' cresciuto, ma l'Italia in quegli anni fece numeri straordinari, tant'è vero che il nostro boom economico si trova nei libri di storia economica che si utilizzano negli Stati Uniti per insegnare ai ragazzi cosa può essere lo sviluppo economico. A esito di questo grande boom, nel 1970 il patrimonio medio delle famiglie italiane era pari a 3 volte il reddito annuo, come per le famiglie tedesche, che avevano un patrimonio pari a 3 volte il reddito annuo. Oggi le famiglie tedesche hanno un patrimonio medio pari a 6 volte il reddito annuo, cioè hanno raddoppiato il loro patrimonio. L'Italia ha un patrimonio medio quasi pari a 9 volte, cioè l'abbiamo triplicato. I ricchi patrimonialmente siamo noi, non i tedeschi. Allora, se lei dice dove è andato a finire il debito pubblico, dico guarda a casa tua, sta a casa tua, in gran parte sta a casa tua. Sta a casa tua per quello che ti sei potuto comprare con dei mutui in un'epoca in cui l'inflazione era al 21%. Al 21% significa che la casa te la paga l'inflazione praticamente, perché ogni anno, nel 1981, valevano 79 lire le 100 lire che valevano 100 lire nel 1980. Se io ho un debito, fatevi i conti su cosa succede nel mio debito. Qualcuno più giovane o smemorato dice no, ma i tassi sono indicizzati. No, i tassi indicizzati sono venuti dopo. All'epoca erano tassi fissi. Abbiamo enormemente fatto crescere il debito perché abbiamo mandato in pensione le persone stanche di non avere lavorato. 14 anni, 6 mesi, un giorno. 14 anni, 6 mesi e un giorno. Una follia. Chi è più giovane adesso, vedo ella particolarmente giovane e qui, chi è più giovane adesso non è che non avrà la pensione, non ci va proprio con questo, con quelle regole lì. È fantascienza per quando i più giovani avranno, non dico 14 anni, 6 mesi, un giorno di lavoro, che saranno sì e no a metà del loro percorso professionale, ma quando avranno 60 anni è escluso, è impossibile. E tutto questo ha generato debito. Se io continuo a credere a quelli che mi raccontano che è possibile tornare al passato, ottengo 2 risultati negativi e velenosissimi. Il primo è che trasformo un'umanità che dovrebbe avere fiducia nel futuro. Io devo sempre pensare, e io sono profondamente convinto, che il futuro sia migliore del passato. Non fosse altro perché deve ancora arrivare, devo ancora capire che cos'è, quindi è più interessante. Diamo il beneficio del dubbio. Abbiamo il beneficio del dubbio, il passato lo conosco anche il fatto che nel mio paese, quando queste cose crescevano, c'era il terrorismo per le strade. Io non ho 610 anni, ce ne ho 61, ma mi ricordo il terrorismo per le strade. Se a mezzogiorno non avevano almeno gambizzato qualcuno nel 78-79, diceva oggi è una buona giornata, è andata bene. Quindi non diciamo sciocchezze sul nostro passato. Però se io continuo a far credere che il tempo migliore è quello del passato, è come se io dicessi recuperiamo l'epoca in cui continuiamo a fare debiti, prima deficit, poi il deficit l'anno dopo diventa debito, faccio debiti per consentire alle persone di non produrre. Ma se io faccio debiti per consentire alle persone di non produrre e di campare di rendita, o ho trovato una miniera d'oro, oppure mi sto rovinando. Quindi il nostro debito è cresciuto mostruosamente. Esattamente per questo e per non fare le riforme. Naturalmente in questa stagione, la stagione del Covid e della pandemia, il debito non può che crescere, questo cresce ovunque e non può che crescere anche in Italia. Ma anche qui dipende dove lo metti, perché se tu nell'immediato dici, se tu quando trovi uno che ha avuto un incidente, un infortunio e ha la gamba rotta, sta svenendo dal dolore, gli dai immediatamente l'antidolorifico. Gli dai immediatamente il ristoro, come si dice, dei soldi che il governo distribuisce a destra e manca.
Ma dopo, quando lo hai soccorso e gli hai dato immediatamente la morfina, perché quello lì sta male, quindi gli devi dare, sente il dolore, devi dargli la morfina. Ma non è che dopo 6 o 7 giorni lui dice sento dolore, non si preoccupi, le do la morfina. No, qualcuno dovrà occuparsi anche della gamba rotta, delle lesioni interne, cioè di come rimedio a quello che è successo. Perché è ovvio che se continuo a dargli la morfina è uno che dirà non sento il dolore. Ho capito, ma ne ho fatto uno rotto, scassato e morfinomane. E non è guarito. E non è guarito. È rimasto esattamente come prima e peggiorerà nel tempo e per giunta è morfinomane. Sì, e rimarrà anche zoppo, tra l'altro. Esatto, rimarrà zoppo. E più o meno quello che stiamo facendo. E questa è la cosa preoccupante, che noi sembra che bisogna recuperare. In questo momento, se lei segue il dibattito pubblico, sembra quasi che noi, la disperata ricerca è tornare a gennaio del 2020. Ma noi a gennaio 2020 eravamo il paese più indebitato d'Europa e quello che cresceva meno. Dentro questo paese c'era un pezzo d'Italia, quello che lavora sui mercati internazionali, che è una bellezza. Allora, vogliamo aiutare gli ultimi? Bisogna portarli a lavorare come l'Italia che funziona. Ma non che per aiutare gli ultimi io tolgo i soldi all'Italia che funziona e li consegno a quell'Italia che non funziona perché non lavori, perché questo è un suicidio. Però proprio in questo contesto si inseriscono due aspetti, sia i fondi europei, perché pare che questi fondi europei noi non li utilizziamo, e il MES, che adesso sta infiammando il dibattito politico, che crea squilibri e anche rottura all'interno dei partiti. MES che peraltro lei nel libro spiega che nasce dalle ceneri del default della Grecia, quindi anche l'aspetto della Grecia che noi vediamo come uno Stato che è andato in bancarotta e che non si è salvato, in realtà l'Europa ha salvato la Grecia, quindi vediamo un po' l'Italia inserita nell'Europa e in questi soldi che devono arrivare, che ci arrivano, come... Allora, sono due questioni. Quello dei fondi europei. C'è una errata percezione dell'opinione pubblica che non si occupa direttamente di queste cose, che è indotta dalla cattiva informazione. Detto tra parentesi, l'informazione ha delle responsabilità enormi, perché se dai informazioni banalizzate e sbagliate, poi non ti meravigliare se la gente sa cosa è sbagliare. Perché noi raccontiamo spesso che noi perdiamo i fondi europei perché non riusciamo a utilizzarli. Non è del tutto vero, una parte li perdiamo, questo è vero. Però sono programmi quinquennali. Quindi, a un certo punto c'è la divisione dei soldi che rispecchia più o meno il peso del prodotto interno lordo di un paese. Il governo di turno, non ha nessuna importanza che sia di destra o di sinistra, è irrilevante. Quando in quella stagione lì dice agli italiani ho ottenuto fondi europei per X miliardi di euro. No, non hai ottenuti, è una divisione, vabbè. A quel punto dovrebbe partire la programmazione degli investimenti, l'istruzione delle pratiche, la richiesta del finanziamento, l'avvio del lavoro, l'avanzamento dei lavori, la rendicontazione e poi alla fine il saldo. Evviva, abbiamo finito il lavoro. Ma noi di quei 5 anni, 3 li perdiamo a guardare il cielo, dicendo guarda quanto è bello e quanto è stellato. Poi cadono i governi. Cadono i governi, cambiano, quello lì, no, facciamo la cabina di regia, no, quello dice facciamo lo sblocca cantieri, no, facciamo il riparti Italia, facciamo evviva le fanciulle. E poi dopodiché arriva il quarto anno. Al quarto anno si accendono tutte le sirene, dicendo oddio, stiamo finendo il periodo e questi fondi non li abbiamo utilizzati. Se i fondi non li utilizzi, tornano indietro. Allora a quel punto cosa si dice? Chi è che ha qualche cantiere aperto di qualche cosa da fare, che la sta già facendo e diciamo che è un progetto europeo? Quindi in realtà noi una buona parte di quei fondi li assorbiamo, ma li assorbiamo nella versione del quarto anno. Non tutti, ci sono altri che vanno finalizzati bene, ci sono scuole, strade, ponti che sono fatti con i fondi europei. Però una grande parte li utilizziamo il quarto anno dicendo pur di non perderli qualsiasi cosa. Quindi li sprechiamo. E una parte li perdiamo per incapacità.
basterebbe semplicemente far funzionare la pubblica amministrazione e avere persone che hanno intenzione di far funzionare le cose. Veniamo al MES. Il meccanismo... Sì, scusi, poi vedo che c'è anche una domanda attinente proprio a quello di cui stiamo parlando. Quindi prima gliela faccio, così dopo parliamo di MES. Dica. Allora, Luca Comper scrive che la sua analisi è molto chiara e assolutamente condivisibile. L'Italia è zavorrata da un debito immenso che con l'emergenza Covid non ha fatto altro che aumentare. Dalla politica che cerca il consenso a breve termine si fa fatica a pensare che possa arrivare una sterzata. Quale soluzione allora? Un default pilotato? No, assolutamente no. Un default pilotato ci fa male. Noi siamo la seconda potenza industriale d'Europa. Siamo uno dei paesi fondatori della comunità europea. No, dobbiamo essere persone serie. Allora, sì, è vero, noi siamo oberati da un debito eccessivo. Nella stagione del Covid non poteva che crescere. Poi c'è modo e modo di usare i soldi che prendi a credito, però voglio dire, questa stagione non poteva che crescere. Io ho contestato per anni la crescita del debito pubblico, non la contesto da febbraio a oggi, però contesto il modo in cui quei soldi sono stati utilizzati. Ma in ogni buon conto, come si fa a gestire un debito di questo tipo? L'importante è che il tasso di crescita del prodotto interno lordo sia superiore al tasso di crescita del tasso di interesse, al ritmo di crescita del tasso di interesse. Se la mia economia e la mia ricchezza cresce più velocemente del tasso di interesse, io nel tempo risolvo il problema. Poi, quando la ripresa sarà piena, un po' di inflazione in qualche modo verrà fuori. L'inflazione aiuta gli indebitati e non aiuta i risparmiatori, ma aiuta gli indebitati, e quindi le due cose messe assieme ci possono portare. Il guaio qual è? È che quando i tassi di interesse sono scesi molto, e sono scesi molto esattamente con l'ingresso dell'Italia nell'euro, perché noi dobbiamo all'euro la discesa dei tassi di interesse, noi con la lira avevamo un debito in valore assoluto, perché in percentuale diversa, in valore assoluto che era un po' più della metà di quello di adesso, e pagavamo più del doppio di interessi. Quindi noi dobbiamo all'euro la discesa dei tassi di interesse e quindi il costo del nostro debito. Solo che a quel punto, anzi, quando una persona è molto indebitata e deve pagare di interesse tanti soldi, e quei soldi che deve pagare di interessi finisce col non averli e quindi prenderli a prestito, il giorno in cui diminuiscono i tassi di interesse deve approfittarne per diminuire il debito, perché finalmente è diminuito il costo. Noi cosa abbiamo fatto in quella stagione? Abbiamo aumentato i debiti, perché abbiamo detto: sapete che c'è? Il denaro costa di meno perché mi sono indebitato negli anni in cui costava caro e adesso devo smettere nell'epoca in cui costa poco? E abbiamo aumentato il debito. E l'abbiamo aumentato con gli applausi dell'opinione pubblica, perché dice: non è vero, io non ho mai applaudito. Dipende. Eri dipendente pubblico, hai applaudito il nuovo contratto. Eri dipendente privato, hai applaudito la diminuzione del tempo di lavoro e l'anticipo della pensione, e così via. Quindi in realtà abbiamo applaudito separatamente una serie di provvedimenti che hanno aumentato il debito pubblico. Adesso noi questa roba non può durare, perché finisce con l'essere una roulette russa. L'importante è rimettersi sulla strada della crescita. Il sistema produttivo italiano la forza del sistema produttivo italiano è impressionante. È impressionante. Io, come avete presentato come scrittore e giornalista, io vi ringrazio, siete troppo buoni. In realtà mi sono occupato e mi occupo di tante altre cose. E lei è molte altre cose, in realtà. Ho veramente ristretto il campo. No, benissimo, però solamente per dire, ho portato imprese italiane piccole, molto piccole, in Cina, e c'erano le fiere, c'erano le mostre, le cose, eccetera. Quando finiva l'orario in chiusura, in Cina si mangia molto presto, si va a cena verso le 18. Quindi alle 17 si chiudeva l'attività. Gli americani li trovavi tutti al bar che guardavano una partita di football registrata. Gli inglesi li trovavi a sbevazzare, a divertirsi fra di loro,
I francesi erano tutti all'ambasciata perché l'ambasciata organizzava il ricevimento per loro, e gli italiani non li trovi più. Quelli che portavo lì non li trovi più. Perché non conoscendo, non dico il cinese, che francamente è un po' complicato, ma anche avendo dei problemi col cinese, con l'inglese, si erano presi l'indirizzo di quello con cui avevano parlato, il contatto con cui pensavano di poter fare qualche affare. Si presentavano a casa di questo qua con i fiori per la signora non aveva mai visto i fiori in vita sua. Sono inarrestabili, sono straordinari, no? È una cosa di una potenza fisica, mentale, di fantasia, inarrestabile. Se quelli avessero un minimo di struttura alle spalle, se anziché tornare a casa ed essere tassati per aiutare gli ultimi, si dicesse loro, ma il cielo ti benedica, bisogna aiutarti a correre più forte, ma l'Italia sarebbe una potenza. Quindi noi dobbiamo semplicemente prendere esempio da noi stessi, dai migliori di noi stessi. Insomma, è come se Pinocchio, uno dicesse alla fine, senti Pinocchio, non prendere esempio da te stesso che ti sei messo a lavorare, prendi esempio da te stesso che ti divertivi con Lucignolo. Che volete che fine che faccia? Fa la fine di Lucignolo, no? E di certo non prendere esempio da Geppetto. Non c'è dubbio. E quindi torniamo al MES. Il MES, questo meccanismo europeo di stabilità, nacque all'indomani del default greco. I greci sono il paese che all'ingresso dell'euro ha visto più di ogni altro crescere il proprio tenore di vita. I greci si sono enormemente arricchiti con l'euro e buon pro gli faccia loro, se non fosse che un giorno il presidente dell'istituto di statistica greco comunicò all'umanità che i conti che la Grecia forniva alla Commissione europea erano falsi e che il paese era da considerarsi in default perché c'era un debito occulto mostruoso. Lo comunicò il presidente dell'Istat greco, l'Istat è il nostro istituto di statistica greco, e a quel punto che volevi fare? La Grecia era in default, in condizioni normali era in default, cioè in bancarotta. Solo che la Grecia era dentro l'euro. Allora la domanda che i mercati posero all'Unione Europea era: scusate, ma un paese che ha l'euro in tasca può fare default? E la risposta fu no, perché c'ha in tasca una moneta che non è sottoposta a bancarotta, quindi non può fare default. Perfetto. La seconda domanda è: lo pagate voi il debito della Grecia? In quel momento sarebbe stato un affare d'oro, perché era tutto sommato, la Grecia è un piccolo paese, bellissimo, straordinario, con una cultura meravigliosa, ma è un piccolo paese, un piccolo sistema industriale. E all'epoca sarebbe stata la condizione meno costosa, però si disse no, perché dovremmo pagare il debito degli altri? Ognuno si paga i propri debiti. Come era cresciuto il debito greco? In Grecia, in quella stagione, che è l'altro ieri, una signora, quando si parla di parità di genere, una fanciulla che a un'età peraltro piuttosto giovane, non ancora raggiunti i 40 anni, non si fosse ancora sposata, quindi non avesse trovato qualcuno che la mantenesse, aveva diritto a una rendita pubblica per essere rimasta da sola. Cioè loro davano le pensioni neanche a 14 anni, 6 mesi, un giorno, ma per essere una donna che non si era sposata. Avevano gli insegnanti di ginnastica in tutte le isole greche, anche dove non c'era la scuola, che uno dice scusa, se c'è un posto dove i ragazzini fanno ginnastica di suo perché si buttano in acqua, fanno gli scogli, e questa era la Grecia, cioè la Grecia aveva queste cose qui. E allora si disse no, non paghiamo noi il loro debito, ma non possono fare default, e schizzarono in alto i tassi di interesse. A quel punto la Grecia disse aiuto, io non sono più in grado di pagare questi tassi di interesse. Vi ricordate tutte le scene che sono state ritratte, che sono state rimandate di quel povero signore seduto per terra che piangeva perché aveva infilato la testa nel bancomat e non uscivano i soldi? Perché ci ha fatto tanta impressione quel signore? Perché, diciamocelo francamente, perché al contrario di un bambino africano, quel signore ci assomigliava. Cioè, quindi il bambino africano ci fa pietà, mentre quel signore ci fa paura, perché potrebbe capitare a me. Beh,
Qualche settimana dopo il bancomat greco aveva ricominciato a funzionare. I soldi ce li ha messi la Banca Centrale Europea, i soldi ce li ha messi la Commissione Europea, cioè i soldi ce li abbiamo messi noi. A noi ci è costata 40 miliardi. Sono 40 miliardi che l'Italia ha di crediti, cioè noi dobbiamo riaverli quei soldi, con calma e senza spingere. Però sono stati salvati da questo. Però in quell'occasione, perché ha a che vedere col MES? Perché in quell'occasione ci si è accorti che in un sistema nel quale un paese non può fare default, mancava uno strumento per evitare il default. Come si fa a evitare il default se uno ha fatto più debiti e non riesce a pagarli? Devo avere uno strumento. E nacque prima un meccanismo di stabilità e poi il meccanismo di stabilità europeo. Fu negoziato dal governo Berlusconi, peraltro. Sì. Quella roba lì poi è diventato lo spauracchio, ma i greci oggi crescono più dell'Italia. I greci hanno recuperato gran parte del loro tenore di vita. Il bancomat greco continua a tirare fuori i soldi. La Grecia ha votato 2 volte alle elezioni politiche, i greci, a favore di questo accordo con l'Unione Europea. 2 volte, non una, 2 volte. Per cui quelli che dicono la Grecia è stata rovinata, evidentemente conoscono la Grecia più dei greci, perché i greci la pensano diversamente, giustamente. In questo contesto il sovranismo come si inserisce? Ma il Nel sovranismo... contesto europeo e soprattutto anche italiano, perché insomma si sente spesso e forte questa corrente. Sì, ma è una cosa strana, nel senso che allora dell'Unione Europea fanno parte stati sovrani. Il nostro è uno stato sovrano, quello francese è uno stato sovrano, quello tedesco è uno stato sovrano. Quello che abbiamo messo in comune sono alcune parti che hanno a che vedere col diritto, non solo con la moneta. Non è una sciocchezza questa che è solo monetaria, non è vero. Ci sono parti importanti di diritto, di regolamentazioni, di autorizzazioni dei farmaci. Avete sentito il problema dei vaccini, per esempio? Quello l'abbiamo messo insieme. Le autorizzazioni sugli alimentari, e guardate che è una cosa importante, perché il controllo della standard di qualità degli alimentari, che l'abbiamo messo insieme, è una cosa importante, e così via. Il tema qual è? È quello di dire, ma se io torno totalmente sovrano, cioè basta, l'Unione Europea chiude la porta, tanto si può uscire, non è che non si può uscire, esco. Se torno totalmente sovrano, sono più padrone a casa mia, per carità, fai quello che ti pare, il debito ti costa molto di più domani mattina. E dice, a me che me frega, non glielo pago. È bravo sciocco, stavo dicendo cretino, il 70% del debito italiano è dentro i confini nazionali. Tu hai deciso di far fallire gli italiani, hai deciso di far fallire le banche italiane. Diceva che a me che mi importa, tanto io mica ho la banca. Sì, ma i miei soldi sono in banca, se me la fai fallire. Quindi quella sarebbe una sciagura. La sostanza qual è? Che molti di quelli che pensano che bisogna tornare alla sovranità, poi scoppia la pandemia e dicono, e dov'è l'Europa in queste condizioni? Cosa fa l'Europa contro il virus? Ma disgraziato, la sanità, gli abbiamo detto che non è competenza europea, che è competenza nazionale. Tu ieri volevi tornare a competenza nazionale sui tassi di interesse, il cielo ti aiuti, e oggi vorresti che fosse competenza europea quello che tu hai impedito che fosse competenza europea. Detto questo, pur non essendo competenza europea, alla fine 1.800.000.000 di dosi vaccinali sono state opzionate dall'Unione Europea e le 220 che sono opzionate dall'Italia sono dentro il pacchetto europeo, quindi grazie al cielo le cose sono andate così, senza contare che la politica espansiva perseguita dalla Banca Centrale Europea dal 2012 a opera di un uomo che entra nei libri di storia e non solo europea, e che l'essere stato italiano non lo ha aiutato moltissimo in quel momento, Mario Draghi, quella politica lì è quello che regge in equilibrio il debito pubblico italiano, perché se no il nostro debito pubblico non è che sarebbe entrato in crisi con la pandemia, sarebbe entrato in crisi nel 2010, 11, come è capitato, poi è finito tutto nel 12. Che è successo nel 12? Miracolo? No, miracolo, la politica monetaria della Banca Centrale Europea.
Le faccio una domanda. Allora, Claudio Zeni scrive: prima di tutto complimenti a Giacalone, che seguo volentieri ogni mattina. Con la fotografia attenta e condivisibile dell'Italia che fa anche nel suo libro, ci si chiede come facciamo a essere la seconda, scusami, mi è partito, la seconda potenza industriale. Come fanno le nostre imprese a continuare a essere competitive e vincenti all'estero? Sul tema del debito pubblico si parla da tempo dell'alienazione del patrimonio pubblico, ma come mai con tutti i governi succeduti di ogni colore siamo ancora con un enorme patrimonio? Come fanno le imprese italiane? Perché siamo bravi, non ce lo diciamo mai, ma siamo bravi, siamo capaci. Portai un'azienda meccanica che faceva delle macchine che servivano per imbottigliare, eccetera, in Cina, e quando firmarono il contratto mi accorsi che avevano ceduto il brevetto e dissi: ma voi siete sicuri c'è del brevetto? Perché questi copieranno tutto. E l'imprenditore mi disse: no, non si preoccupi, io l'anno prossimo, tempo che ci mettono loro a capire come si fa a copiare, io vengo con un modello nuovo. Siamo bravi, ma è un'Italia di piccole imprese e anche di grandi imprese, Luxottica, Brembo, che ha una capacità di sviluppo e di innovazione straordinaria, e tanti operai, cioè lavoratori, con delle capacità e delle conoscenze superiori. Noi dovremmo cercare di trasferire questa competenza e questa capacità anche agli altri nostri connazionali, non finanziarli perché rimangano a guardare allocchiti la realtà che cambia. Quindi questo è il punto. In quanto all'alienazione del patrimonio pubblico, questa è una vecchia storia, nel senso che una parte del patrimonio pubblico, la patrimoniale andrebbe messa seriamente, la patrimoniale, altro che di rifiutarla, ma non sul patrimonio privato, sul patrimonio pubblico. Naturalmente quando tu dismetti patrimonio, devi dismettere patrimonio contro debito. Non è che ti puoi vendere le cose per alimentare la spesa corrente, perché sennò è come vendersi la casa per andare in vacanza. Prima o poi vai a chiedere l'elemosina. Tu vendi la casa per diminuire i tuoi debiti, vendi il patrimonio pubblico per diminuire il debito pubblico. Qual è? Perché non si fa e qual è? Ci sono una serie di complicazioni, adesso ci complica la vita raccontarle tutte, ma la sostanza qual è? Che questo è un programma decennale. Non è un programma che io vado al governo e domani mattina abbatto del 20% il debito pubblico. Io ho a disposizione qualcosa come 400 miliardi. A gennaio avevamo 2.300 miliardi di debito pubblico. 400-450 miliardi è una quota molto significativa di quel debito, a parte pandemia, di 2.300 miliardi. Ma non è che la mattina dopo dico vendo e incasso. No, è un programma che deve durare nel tempo, e io da molti anni a questa parte non conosco nessuno che sia andato al governo con a disposizione un tempo lontanamente disponibile e paragonabile a quello che ci vuole. Ma è come chiamare uno a amministrare un'azienda dicendo: guarda, hai tutti i poteri, è tutta tua, fra 2 mesi e mezzo ti togli dalle scatole, fammi vedere che sai fare. Che faccia in 2 mesi e mezzo? Prenderai i soldi che gli dai e se ne va. Roberto Peretti scrive: cosa pensa della gestione regionale della crisi attuale, considerando che non molto tempo fa in Veneto si è andati a votare per un referendum per ottenere una sorta di autonomia che ha ottenuto un risultato favorevole e clamoroso? Sì, per la verità non era una sorta, quello che Peretti chiama una sorta di autonomia, era la cosiddetta autonomia differenziale prevista dalla Costituzione nella riforma del 2001 del titolo quinto. Quella è una riforma pessima, pedestre, inqualificabile, che fu varata da una maggioranza, adesso a me non me ne importa niente degli schieramenti politici, ma la storia è storia, fu varata da una maggioranza di centrosinistra per 4 voti di maggioranza, perché in questo modo avrebbero potuto battere la Lega appropriandosi alle elezioni che ci sarebbero state 3 mesi dopo, e appropriandosi del tema del federalismo. Il risultato è che le elezioni successive vinse il centrodestra, quindi il disegno machiavellico non funzionò molto. In compenso c'è rimasta la riforma del titolo quinto. La maggioranza di centrodestra, comprendente la Lega, che oggi esprime per esempio il presidente della Regione Veneto, quando si trovarono maggioranza in Parlamento, decisero di cambiarlo quella riforma del titolo quinto, perché è una schifezza, è un'assoluta schifezza ed è un crimine contro la stabilità dell'Italia, e decisero di cambiarla.
la misero insieme ad altre riforme costituzionali, fu approvata la riforma, quindi la riforma della riforma è stata approvata, però sospesa perché la sinistra chiese il referendum. Al referendum il centrodestra vigliaccamente si squagliò e andarono a votare un numero di italiani largamente inferiore al 50%, solo che nei referendum confermativi non c'è quorum e quindi la riforma fu fatta fuori. Anni dopo fu una maggioranza di centrosinistra guidata da Renzi, cioè in qualche modo gli stessi che avevano fatto, a parte Renzi, che avevano fatto la riforma del 2001, a dire ma questa roba è una schifezza, quindi bisogna cambiarla, e promossero una riforma costituzionale, ci misero insieme un sacco d'altra roba, il Senato, il CNEL, eccetera, eccetera, e chiamarono, in questo caso non fu la destra a chiamare il referendum confermativo, furono loro stessi a dire diamo la parola agli italiani. Poi spiegarono agli italiani, soprattutto Renzi spiegò agli italiani che dava loro la parola perché confermassero in lui il ruolo di condottiero, riformatore costituzionale, padre della patria, e che quindi quello era un voto a lui favorevole. Credo che sia stato una specie di miracolo all'incontrario, nel senso che riuscì a trasformare l'oro in palta. Quel referendum era praticamente vinto in partenza, riuscì a perderlo perché lo trasformò in una specie di plebiscito su se stesso. Ma al di là di questi sussulti politici, a noi c'è rimasto il titolo quinto del 2001. Il titolo quinto del 2001 prevede, se non ricordo male, all'articolo 116, il cosiddetto regionalismo differenziato. Cosa significa? Significa che una regione può chiedere al governo, quindi allo Stato centrale, di negoziare un diverso federalismo per se stessi, quindi maggiore autonomia. Questa cosa è stata chiesta dalla Veneto, dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna, quindi due regioni a conduzione in quel momento di centrodestra e una di centrosinistra. Non se ne è fatto nulla. Nel frattempo è arrivata la pandemia, che è la prima parte della domanda. Avere distrutto nel 2001 un sistema sanitario nazionale e avere solo sistemi sanitari regionali ha dimostrato in questa situazione quanto sia stato improvvido. Fortunatamente il vaccino Covid viene acquisito centralmente, ma perché era stato acquisito dall'Unione Europea, nessuno si creda che non si fanno bandi di gara, è la consegna che è centralizzata. Quello antinfluenzale ultimo abbiamo fatto i bandi di gara regionali e quindi la cosa del regionalismo differenziato si è fermata. Ma se fosse andata avanti, sarebbe stata, ma ve lo dico, io lo so che molti veneti la pensano diversamente, ma non è importante, le cose vanno, io dico quello che penso. Sarebbe stata una pagliacciata, una presa in giro. Non serve a niente che fai votare la gente entusiasticamente per qualcosa, perché li stai prendendo in giro. Perché il giorno in cui tu vari un regionalismo differenziato per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, uguale per tutti e tre, tu credi che la mattina dopo il Piemonte e la Campania, che aveva già annunciato, non chiedono anch'essi il regionalismo differenziato? Sì. Certo che lo chiedono. E c'è qualcuno disposto a credere che il governo tratti un regionalismo diverso col Piemonte rispetto alla Campania, col Veneto rispetto alla Lombardia? No. Quindi alla fine del giro di giostra il regionalismo differenziato non sarà più differenziato. L'unico posto dove è differenziato è nelle regioni. Saremo tutti uguali. Siamo tutti uguali. Sono le regioni a statuto autonomo, tra cui la mia Sicilia, dove l'autonomismo è uno straordinario fallimento di una regione in bancarotta da lustri e che viene pagata perché non dica che sia in bancarotta. Vi piace questo sistema? A me siciliano no. Vedo anche la domanda di Valentina Crisan che si collega al referendum bocciato di Renzi. Dice: vedendo come è stato gestito il rapporto tra regioni e potere centrale, non è da rivalutare proprio quel referendum? È come quello prima, del resto. E la cosa bella è che la memoria corta, poi ti dice: ma non l'aveva riformato Renzi? Sì, l'aveva riformato Renzi. E prima l'avevano riformato Berlusconi e Bossi. Pensa un po'.
era stato reintrodotto l'interesse nazionale nella Costituzione con una maggioranza con Umberto Bossi, questo per dire tutto. Quindi sì, certo. Questo però cosa dimostra? Che se noi parlassimo di cose serie, anziché di fare solo e ossessivamente propaganda, ma noi avremmo una maggioranza del 90% in Parlamento. Solo che ogni volta chi mette mano alle riforme dice questa la faccio io, è la mia riforma, sono io, si mette anche il lenzuolo di casa, quello che lo tira fuori dal letto matrimoniale, si mette addosso dicendo eccomi, sono il senatore di Roma, io riformo la Costituzione, e tutti gli altri gli dicono va a quel paese, adesso ti faccio fuori. Ma se parlassimo di cose serie, contro quel titolo quinto come riformato nel 2001, ma c'è una maggioranza che supera il 90%. Vedo qui un'altra domanda e dopo volevo anch'io collegarmi al discorso del Covid perché insomma ancora adesso insomma, siamo nel pieno e un po' esula dal suo libro. Comunque Andrea Nicoloso chiede che sviluppi ci aspettiamo con l'elezione di Biden. Ma intanto voglio dire, quelle elezioni lì sono la dimostrazione che il problema non è solo italiano, è un problema delle democrazie quando si allontanano, grazie al cielo, naturalmente, dalla memoria delle guerre, quindi dei grandi conflitti, delle grandi divisioni. All'ultimo giro si sono confrontati due candidati, in cui uno aveva come slogan American Great Again, cioè l'America grande come fu, e l'altro è tornata l'America di prima. Cioè ancora una volta c'erano due slogan del passato e ciascuno ha raccolto più voti contro l'altro che voti a favore di se stesso. Sono più i voti dati contro Trump o contro Biden di quanti non siano i voti dati a favore di Trump o a favore di Biden. E questo è un problema serio, Sì. problema serio per le democrazie. Detto ciò, il presidente Trump aveva due caratteristiche. E la prima di essere sostanzialmente un isolazionista, cioè uno che credeva alla necessità di che gli interessi degli Stati Uniti venissero prima degli interessi degli altri, cosa che era l'opposto per esempio di Bush, che era repubblicano come lui, però era un isolazionista anche Obama prima di lui. Era Obama che ha cominciato il ritiro. Le primavere arabe erano in qualche modo già un frutto del ritiro statunitense, quindi non era una novità. La novità portata da Trump è stata che l'isolazionismo che proseguiva quello di Obama si è coniugato con l'antimultilateralismo. Cioè normalmente un isolazionista statunitense dice guardate, io mi faccio gli affari miei, al resto ci pensa l'ONU, ci pensa la FAO, ci pensano queste istituzioni, ci pensa il World Trade Center, cioè organization, scusate, non center, quello è un ufficio, cioè ci pensano le organizzazioni internazionali. Invece Trump ha detto io mi faccio gli affari miei e le organizzazioni internazionali per me possono chiudere anche domani mattina, cioè anzi, se è possibile le demolisco con le mie mani. Da questo punto di vista Biden sarà con ogni probabilità un ritorno alla normalità. Però noi europei, che per 4 anni abbiamo visto la possibilità che la copertura di difesa statunitense non fosse effettiva, faremmo un grosso errore a pensare vabbè, finalmente la paura è passata, adesso si torna alla tradizione. Non è così. La prima potenza economica del mondo è l'Unione Europea. L'Unione Europea ha 500 milioni di abitanti, gli Stati Uniti ne hanno 350. Se non diventi adulto e consapevole di quello che sei, prima o poi ti perdi e non sarà certamente il sovranismo a rimediare, perché non è che il ruolo internazionale che dovesse perdere l'Unione Europea lo recupera la Germania, la Francia o l'Italia, perché non raccontiamoci barzellette. Allora, io leggo un altro, andiamo in chiusura, leggo il commento di Cassandra e anche le leggo un pezzo del suo libro perché si collega
alla pandemia e ai risvolti economici e sociali di questa pandemia. Cassandra scrive: è un piacere sentirla parlare, dottor Giacalone, la seguo da anni, sono molto preoccupata per le conseguenze economiche a lungo termine. Dopo si spera la fine della pandemia, mi piacerebbe sentire il suo parere. Io le leggo invece questo pezzo che mi ha colpito, che riguarda gli assembramenti. Allora, e comunque gli episodi di assembramento, vistisi una volta terminato il blocco, al di là della loro esagerazione, andrebbero valutati anche sotto un diverso punto di vista. Sarebbe stato meglio se i bar avessero riaperto e nessuno o pochi si fossero presentati? Sarebbe stato meglio se, ritornati alla possibilità di incontrarsi, si fosse preferito continuare a vedersi negli schermi? Direi proprio di no. Anzi, avremmo letto quella condotta come rivelatrice di una depressione profonda, di una incapacità di tornare alla normalità. Pertanto, pur continuando a invitare alla prudenza, quel ritorno in piazza mi parve un buon segno, una vitalità da salutare non con diffidenza e supponenza, ma con attenzione e benevolenza. Semmai ci si chieda perché quella ritrovata voglia di socialità non si sia accompagnata a una rinnovata corsa alla produttività, se per caso non ci sia un baco profondo nel porre attenzione sempre sul consumo e raramente, se non mai, alla produzione, scambiata con la retribuzione. Ci si chieda perché si è potuti tornare a vedersi al bar, ma non a scuola o all'università. Quella è la faccenda seria, non la convivialità con il bicchiere in mano. Sì, ma dopo l'uscita del libro abbiamo avuto più recentemente l'uscita dalla zona rossa di alcune regioni, dal colore rosso di alcune regioni, e si è replicato esattamente lo stesso copione, cioè dicendo la gente per strada, la gente tutti sui navigli, ma voglio dire, è la dimostrazione che siamo vivi, no? È la dimostrazione che poi dopodiché, certo, bisogna avere prudenza, bisogna attenersi a tutte le regole di salvaguardia, sono d'accordissimo, ma quando dopo un blocco non uscisse nessuno in strada, sarebbe un encefalogramma piatto, sarebbe un problema grosso. Tu mi porti un altro problema, tu ti devi chiedere perché la Francia e la Germania, che sono le altre due grandi potenze europee, una siamo noi, si sono inventate le cose più diverse, ma dicendo le scuole non devono chiudere. E da noi è la prima cosa che chiude. Abbiamo passato l'estate a parlare dei banchi a rotelle, ma roba da deficienti totali. Tra l'altro, se devi garantire il distanziamento, i banchi li inchiodi per terra, non ci metti le ruote, perché se ci metti le ruote non ottieni che saranno più distanti, perché sono esseri umani, sono ragazzi, sono ragazzini. Ma cosa ottieni una giostra? C'è la giostra, si farà a gara. A parte che io già mi immagino nei prossimi mesi, non anni, mesi, le palestre che cominceranno a riempirsi di questi banchi in cui uno ci manca una ruota, all'altro c'era un cimitero di ferraia e di plasticaia. Noi questo però le scuole le abbiamo chiuse per primi e usiamo questi, facciamo scuola quella che si chiama didattica a distanza, che è una cavolata. La facciamo esattamente come facciamo questo nostro incontro questa sera, cioè utilizzando questa piattaforma. Ma noi così ci stiamo facendo una chiacchierata. La didattica digitale non è mica mettersi un computerino con la telecamera, e bisognerebbe avere dei contenuti, dei grafici, delle immagini. C'è qualcuno che si occupa di questo. Questo è il problema. Allora, se la gente torna in strada dopo il blocco, è viva. È viva. Il tema è, ma tu sei altrettanto vivo intellettualmente rispetto a quello che vedi accadere per strada. L'altra faccenda è che noi continuiamo a immaginarci esclusivamente come consumatori, cioè noi raccontiamo noi stessi come consumatori. Noi stiamo andando avanti da un mese dicendo se a Natale si può andare all'estero o a sciare. Adesso io non so che vita facciano tutti quanti, ma non è che ogni anno uno deve necessariamente andare da tutte le parti del mondo o a sciare. Poi a sciare non ci può un certo numero di persone, che è importante perché c'è gente che investe negli impianti sciistici, negli alberghi, ma ci mancherebbe altro. No, non è che il problema degli italiani sarà cosa fanno la notte di Natale, perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Purtroppo questa è la discussione pubblica, perché la gran parte di quelli che animano la discussione pubblica, per molti anni della loro vita, il problema più complesso che hanno dovuto risolvere è cosa fare a Natale. Al di là di questa complessità non si sono mai spinti.
Allora, l'ultima domanda, Beatrice Dusi chiede come è nata la sua collaborazione con Radio RTL e come si relaziona virtualmente con gli ascoltatori dell'Indignato Speciale. Ma questa è una domanda curiosa, è una domanda che non fa nessuno, però, però è curioso sul serio. Allora, io mi occupavo e mi occupo di regolamentazioni delle comunicazioni. RTL erano un mio cliente e sono ancora un mio cliente. L'imprenditore, cioè l'editore, ci sentivamo la mattina presto per sei questioni, eccetera. Io ogni tanto dicevo, ma hai visto cosa c'è scritto sul giornale? A un certo punto mi ha detto, ma tu a che ora li leggi i giornali? Perché non è possibile che alle 8, 8 e mezzo, io li leggo molto presto la mattina. E nel 2004 nacque l'idea, allora se li leggi così presto ti faccio chiamare e fai un commento di 2 minuti a quello che scrivono i giornali. E nacque così nel maggio del 2004 questa collaborazione. Adesso siamo a 20 minuti più la domenica mattina, cioè si è lievitato questo spazio e non abbiamo mai interrotto, solo quando non ci sono i giornali in edicola, dal 2004 a oggi. Quindi insomma, simpatica questa domanda. Erano miei clienti e sono miei clienti, però da allora ad oggi naturalmente sono molti di più quelli che pensano che io faccia quello di professione. Io qualche volta mi vergogno pure, cioè, in realtà è un hobby, cioè io mi diverto pure a fare quella cosa lì. Dopo aver finito lo spazio la mattina, io faccio la barba e vado a lavorare, che è un'altra cosa. Il nostro tempo purtroppo è arrivato a conclusione e mi dispiace perché avrei dovuto farle tantissime altre domande e purtroppo, insomma, sentirla parlare è sempre un piacere, quindi la ringrazio lei, la casa editrice Rubettino per questo incontro, ringrazio il comune di Lazise e ricordo l'appuntamento di domani sera, venerdì 4 dicembre alle 20:30, sempre sulla pagina Facebook di Fondazione AIDA e il canale YouTube del comune di Lazise con Daniela Lucangeli. Grazie a tutti della presenza e dell'ascolto. Ci vediamo alla Zise, grazie Molto a lei, volentieri. grazie a lei per la compagnia, la prossima volta in presenza, soprattutto per sconfiggere il virus. Assolutamente. Buona serata. Grazie.